Buonasera e benvenuti amici di Fanner qui alla Stella Azzurra per il match tra Testaccio Calcio 8 in maglia bianca e Gem Calcio 8 in maglia nera. L'incontro, ricordiamo, è valevole per la terza giornata della Serie A della Lega Calcio a 8. Le due squadre, nel frattempo dei saluti di rito e della scelta per chi avrà il possesso della palla, si schierano con il Testaccio con tra i pali il numero 1 Boni, il numero 7 Codignoli, il numero 99 Giancarlo, il numero 13 Martino, il numero 14 Mirante, il 4 Perucca, il 9 Roveresi e il 6 T6 ai comandi di mister Broccatelli, mentre il Gem Calcio 8 si schiera con tra i pali il portiere Murino, poi il numero 7 De Paola, il numero 9 all'esordio Marco Del Vecchio, il numero 3 Mariani, l'11 Moreschini, il 18 Petracca, il 10 Restivo e il numero 4 Max Tonetto. Tutto pronto, sarà il Gem Calcio 8 gli ospiti a dar il via al match. E sulla palla ci sono De Paola e Del Vecchio. Comincia il match, subito Del Vecchio a servire sulla destra, il numero 11 Moreschini che torna indietro subito verso il suo compagno Petracca che va a cercare Del Vecchio, chiusura difensiva da parte del numero 13 Martino che allarga sulla destra verso Mirante che riesce a guadagnare una rimessa con le mani che sarà battuta da Giancarlo, che perde però il controllo della sfera e può partire il Gem Calcio 8 in contropiede. Ottima chiusura difensiva da parte del numero 6. Per un momento il Gem Calcio 8 riesce a recuperare la sfera, cosa che però palla che viene comunque ripresa subito dai padroni di casa del Testaccio, che ora provano con un possesso palla a cercare spazi nel fitto centrocampo degli ospiti. Ora la palla in avanti alla ricerca del numero 14 che prova a scambiare con il suo compagno, ma la palla è facile preda. Il passaggio di ritorno per Murino. Ora Tonetto sulla sinistra in avanti verso il numero 11 che è chiuso con un fallo, calcio di punizione. Fallo subito da Moreschini e subito battuto a veloce. Ancora la palla verso Moreschini, la fa sua l'estremo difensore del Testaccio Boni, che va a giocare subito sul suo compagno in difesa, il numero 4. Ora T6 sulla destra verso Giancarlo. Giancarlo prova a liberare il destro. Giancarlo, una bellissima parata di Murino che salva il risultato in calcio d'angolo. Prima occasione per il Testaccio, cross in mezzo, non ci arriva il numero 9 e ora può partire il contropiede del Gem Calcio 8, cosa che non riesce. Il rischio sulla pressione, ancora colpo di testa, Murino la chiama ma Tonetto può ripartire e lanciare lungo verso Del Vecchio. C'è la chiusura però da parte del numero 13 Martino. Ancora Giancarlo verso il numero 4 Perucca, ancora T6, perde la sfera che è recuperata da Moreschini. Moreschini prova a partire, è chiuso però è lui l'ultimo a toccare, sarà quindi rimessa dal fondo. Va a giocare Boni sulla destra. Ora il cambio di gioco perfetto su Perucca che può partire sulla sinistra, è chiuso da Moreschini e torna quindi su Martino che va a rigiocare su Giancarlo. Ora palla sulla destra verso Mirante, Mirante che prova a partire, Mirante chiuso. E ancora il Testaccio che recupera la sfera. E ora De Paola, no, Codignoli verso Martino, non riesce e recupera la sfera il Gem Calcio 8 che può distendersi lungo l'out di destra.
con Petracca, la palla verso Moreschini, ancora Petracca alza la testa, il cross basso, Moreschini appoggia verso il numero 10 Restivo che va sulla sinistra verso Tonetto. Tonetto il cross dove però non c'è nessuno se non le mani di Boni che possono servire velocemente Perucca che va in avanti. Ancora Perucca sul numero 7 Codignoli, lo scambio veloce che non riesce, poi il passaggio dell'estremo difensore all'indirizzo del numero 18 Petracca che può partire sulla testa. Petracca, il tiro del vecchio, prova a metterci il piede, non riesce la conclusione e ora riparte il Testaccio. Rimessa laterale nelle mani di Tisei che torna dietro su Perucca. Codignoli, palla però che non era possibile da prendere per Mirante. E ora il portiere del Gem Cacciotto con un rischio perde la sfera. Il Gemmer la recupera da rimessa laterale verso Codignoli, il Testaccio. Codignoli su Perucca che riesce a guadagnare un'altra rimessa laterale, ancora Codignoli con il petto a servire Perucca che non può controllarla, sarà quindi rimessa laterale per gli ospiti. Battuta veloce da Petracca su Restivo, indietro su Murino, però il passaggio è recuperato dal numero 99 Giancarlo. Perucca in avanti a cercare Roversi che è chiuso molto bene dalla difesa del Gem. Tonetto, Codignoli riesce a recuperare il passaggio sbagliato di Tonetto. Per un momento la palla era riuscita ad arrivare al numero 10, al numero 9 Roversi, però ancora Codignoli, Caparbio. Codignoli si porta la sfera sul sinistro, appoggia tutti 6 e arriva il gol del 1-0 di Roversi, una bellissima palla recuperata da Codignoli che serve facile di sé, che appoggia per il numero 9 che fa 1-0. Quindi si sblocca il match quando sono passati solo 6 minuti dall'inizio del primo tempo, con i padroni di casa che si portano in vantaggio. Ora Restivo indietro, c'è la chiusura difensiva, il Testaccio che ora rinvigorito dal gol dell'1-0 prova subito ad accelerare alla ricerca del secondo. Giancarlo sulla destra verso Mirante, ancora Mirante, il numero 14 serve Codignoli che va verso il numero 9 Roversi che però è chiuso da Petracca che riesce a controllare la sfera, uscire fuori in rimessa dal fondo, ancora la pressione Codignoli con un fallo, però è da ripetere la rimessa dal fondo, quindi questa volta va in avanti il portiere Murino a cercare il numero 11 che prova una conclusione, la conclusione di Moreschini che termina alta. Palla lunga a cercare Mirante. Mirante prova il numero su Tonetto. Tonetto di esperienza lo chiude. E ancora Tonetto. Il passaggio era verso di lui, ma Mirante riesce a metterci il piede, a servire al centro Roversi. La chiusura di Petracca che può far ripartire il Gem. Palla su Moreschini. Moreschini alla ricerca di Del Vecchio. Giancarlo ci mette il piede. Mirante su Codignoli. Codignoli, ritmi altissimi in questi primi 8 minuti del match. Giancarlo, moltissimi comunque gli errori delle due squadre, proprio frutto di questa enfasi che stanno mettendo in campo. Petracca, attenzione, la palla è recuperata, il contropiede, la palla nei piedi di Roversi. Roversi in contropiede fa 2-0. C'è un time out. Tutto pronto, la palla centrata dopo il 2-0, la doppietta segnata dal numero 9 Roversi. E ora il Gem Calcio 8 che è costretto
a cercare subito la via del gol per confermare anche i 6 punti finora, l'imbattibilità in classifica del Vecchio. Verso il numero 10 Restivo, che allarga sulla sinistra su Tonetto, ancora Restivo. Restivo prova la conclusione con il destro, ribattuta, e poi Mirante va a servire ancora Roversi, che prova a cercare spazio per girarsi, è ben chiuso da Petracca, che va a servire indietro il portiere Murino, che va in avanti su Del Vecchio verso Moreschini. C'è la chiusura difensiva da parte del numero 6 T6, rimessa con le mani per Petracca a cercare proprio Del Vecchio, che prova una finta. Giancarlo fa buona guardia e di petto può servire Codignoli, che fa ripartire il gioco. Ancora Giancarlo, il cambio su T6, T6 con un numero, con il tacco si riesce a portare avanti la sfera. Ancora T6, si porta la spalla sul destro, c'è un fischio, fallo, calcio di punizione dopo una bellissima giocata da parte di T6. Nel momento in cui fischia, veloce, slide, guarda, fallo. Se no prendi pure azione se non ci riesci, perché se no poi ci sta il buco. Comunque calcio di punizione di cui si incarica la battuta il numero 14 Mirante. 3 uomini in barriera per Murino, più Codignoli che starà lì a disturbare la barriera, anzi no, sono 4 gli uomini per l'estremo difensore del Gem Calcio a 8. Parte Mirante, va Mirante, ci mette i piedi Murino, poi Mirante prova una sforbiciata con la palla che termina alta. Murino sulla sinistra verso Tonetto per Restivo, in avanti a cercare il suo compagno, poi la scivolata, c'è la chiusura poi di fisico Roversi, ma commette fallo. Ora Mariani, calcio di punizione sarà da ripetere, sarà ancora Petracca a battere e ad andare sul numero 11 Moreschini. Ora Restivo, si gira Restivo, salta Codignoli, ancora Moreschini verso Restivo. Restivo con la palla sul destro, tenta un cross, ribattuto, palla girata su Tonetto, Tonetto in avanti verso Del Vecchio, Del Vecchio prova a girarsi, Del Vecchio il tiro, la ribattuta e può partire Martino in contropiede, che va a cercare Roversi, che serve T6 ancora su Martino, che prova la girata, una bellissima azione, peccato che la palla termini alta. Sarebbe stato un gran gol quello di Martino, un contropiede, un 3 contro 1, una girata magistrale, palla che però è terminata alta, sfortunatamente per lo spettacolo. Murino verso il numero 10 che va in avanti a cercare Del Vecchio, ancora a Tonetto, lo scambio, la palla al centro, Boni va giù, ci mette le mani e la palla che termina in rimessa laterale, battuta velocemente su De Paula, De Paula che prova a partire, ora riparte il testaccio, chiuso, recupera la sfera Moreschini per un momento solo, poi Codignoli la fa sua e può far ripartire il testaccio su Martino. Martino prova la conclusione di sinistro e arriva il gol di Martino da distanza siderale, ingannato il portiere Murino dalla scivolata di Roversi. Mirante? Ha sbagliato il gol, l'autore della rete del 3-0, non era Mirante. Nel frattempo l'errore sul marcatore del gol del 3-0 non è stato Martino ma Mirante. Palla in avanti su Del Vecchio. Del Vecchio verso Restivo, Restivo ci mette il destro, va in avanti. Tentativo di slalom di Giulitti, però non riesce però a guadagnare una rimessa, un calcio d'angolo.
Grazie. Calcio d'angolo di cui si incarica lo stesso Giulitti, ribattuto di testa. E ora Mirante recupera la sfera Giancarlo, 4 contro 3, Mirante di sinistro, ribattuto ancora Giancarlo di destro e c'è lì T6 che fa facile facile, 4-0 per il Testaccio. Partenza scioccante per i ragazzi di Caleca che in meno di 14 minuti hanno subito 4 reti e ora sarà veramente complicato provare a raggiungere quantomeno il pareggio per portare a casa un punto, anche perché 4 gol a questo Testaccio sono veramente una missione impossibile per recuperare. La rimessa laterale per il il calcio di punizione per il Testaccio che va indietro, palla rischiosa del Vecchio, per poco non riesce a conquistarla e può partire in contropiede sulla sinistra il Testaccio. Ancora T6 verso Giancarlo, su Codignoli, guadagna una rimessa con le mani il Gem, calcio a 8 in avanti a cercare Del Vecchio, è chiuso molto bene dal numero 13 Martino. Con le mani Tonetto verso Del Vecchio che serve molto bene Giulitti e la parata di Boni. Ora Giulitti a cercare proprio lo stesso Del Vecchio, non riesce perché ha commesso comunque fallo. Sulla sinistra ora Perucca, Codignoli indietro su Martino, ancora Codignoli, ancora Giancarlo, Codignoli chiuso T6. Mirante cambia gioco con le mani per servire il numero 4 Perucca. Codignoli ancora su Perucca che ha spazio per andare avanti verso Roversi, palla troppo lunga che però si spenge sul fondo. Prova a partire Perac verso Moreschini su Del Vecchio, Del Vecchio si gira, Del Vecchio, palla che termina alta, leggermente più alto, cioè a questa altezza qua, questa ovviamente. Ora in avanti Perucca, Roversi si gira, Tonetto fa buona guardia e fa ripartire i suoi. Tonetto allarga su Giulitti, Giulitti su Restivo, Restivo si porta la palla sul sinistro, Restivo, il tentativo ribattuto da Giancarlo, ancora recupera la sfera il Gem, Moreschini, contrasto, Tonetto in avanti su Giulitti che provava a servire Restivo, non ci riesce, poi Caparbio va a cercare di recuperare la sfera, non ci riesce, che è rimessa laterale per il Testaccio. Tonetto verso Del Vecchio, l'ottima chiusura per un momento, però poi Del Vecchio viene messo giù da un fallo, punizione dal limite dell'area. L'occasione questa su questo calcio di punizione per il Gem, calcio a 8, per provare ad accorciare, quantomeno segnare il gol. Questo calcio di punizione può essere un ottimo... Ce la faccio? Questo calcio di punizione potrebbe essere un'ottima opportunità per il Gem calcio a 8 di quantomeno riaprire il match andando a segnare, anche per dare un cenno che anche loro sono del match e non è una partita a senso unico, solo a senso Testaccio. Parte la punizione di Del Vecchio, c'è la parata di Boni. Ora Giulitti in mezzo, indietro
La palla che rimane lì del vecchio di destra, prova a spizzarla all'indietro in direzione Restivo, però recupera la sfera il Testaccio. Roversi di fisico riesce a recuperare il pallone e andare a servire il suo compagno che libera il sinistro. Mirante che è ribattuto, Moreschini. Ora Moreschini con il destro, palla deviata da Perucca in calcio d'angolo. Sta provando il Gem calcio a 8, forse dopo il time out, con Calega che sta dando delle indicazioni anche dalla panchina a rientrare nel match. La palla al centro, non arriva ancora però Moreschini sulla destra che appoggia su Peracca che prova il tiro, ci mette le mani Boni. Ora Tonetto ancora su Giulitti, Giulitti che prova a entrare nell'area di rigore, tiro ribattuto, sarà rimessa laterale questa volta, però ancora nelle mani di Giulitti su Tonetto, chiuso molto bene dall'esterno del Testaccio che fa ripartire Roversi che prova a distendersi sulla sinistra. Si sente come l'assenza di Bomber Parisi per il Gem calcio a 8 al momento, il capocannoniere della squadra, il capocannoniere anche del torneo al momento del fischio iniziale di questa giornata di campionato. Ora sulla sinistra Giulitti, tentativo di cross, Codignoli la devia e poi Boni svirgola in rimessa dal fondo per il Gem calcio a 8 all'altezza dell'area di rigore. Ancora con le mani sarà a battere Pompei in mezzo, no, non era Pompei, era Tonetto. Tonetto in dietro su Restivo, ancora Restivo, si gira e serve Tonetto, va verso il numero 6 Pompei e poi Restivo non riesce a controllare, palla che termina fuori. Palla lunghissima, Tonetto non riesce ad arrivarci, però la recupera Restivo. Ora può partire il contropiede del Testaccio, T6 su Roversi, Roversi di forza, serve Codignoli, Codignoli fa 5-0 per il Testaccio. Un altro gol in contropiede. Quindi 5-0 quando non siamo ancora arrivati alla fine del primo tempo. Ora molto da fare il mister del Gem calcio a 8 nell'intervallo, che è tra l'altro molto vicino, mancano solo circa 2-3 minuti alla fine di questa prima frazione di gara. Moreschini torna indietro sul numero 18 Petracca che prova a partire, Testaccio molto cinico sotto porta, differenza del tiro intanto di Tonetto che viene messo in calcio d'angolo da Boni. Dicevo, molto cinico sotto porta, a differenza del Gem calcio 8 che comunque ha avuto le sue occasioni ma che non sono riusciti a finalizzare. Ora Tonetto sulla sinistra dopo il calcio d'angolo, Moreschini, la palla rimane lì su Pompei, la ribattuta, chiedono fallo di mano che gli arbitri non fischiano. Il Moreschini, il contrasto di Moreschini, il doppio contrasto, al secondo viene fischiato il fallo. Tempo time out. È pronto a riprendere il secondo tempo, prova subito la conclusione il numero 8 neo entrato nelle file del Testaccio Giuliani. Ora Tonetto sulla sinistra, chiuso il tentativo di Giulitti in rimessa laterale, Tonetto in avanti su Pompei, c'è il numero 13 in copertura, per un momento riesce quasi a recuperare Giulitti, però sarà rimessa dal fondo per Boni. Ora Perucca che va a giocare su
in avanti a cercare Mirante. Giuliani prova il destro, palla che però era uscita in rimessa laterale. È pronto Tonetto a batterla, l'uomo che ha riaperto un minimo, ha riacceso quantomeno le speranze, anche se molto flebili, del Gem Calciaotto. Ancora Codignoli si scontra con il suo compagno Mirante che ha la peggio, rimanendo a terra. Giancarlo mette la palla fuori. Calcione subito dal numero 14 Mirante, dal suo compagno Codignoli. Cercare di andare a contrastare, ma si rialza un po' zoppicante, abbastanza zoppicante in realtà, però riesce comunque a camminare. Sarà rimessa laterale. Rimessa laterale battuta velocemente e ancora rimessa laterale nello stesso identico punto per Petracca. Per Petracca, sì. In avanti verso Giuliani, adesso è recuperata la sfera dal testaccio. Giuliani cambia gioco verso Mirante che si è ripreso. Zoppica ancora un po'. Sembra non ce la fa, chiede il cambio al mister. Poi Tonetto che va in avanti e Boni la fa sua. Una bruttissima botta per il numero 14 Mirante, che sarà costretto ad abbandonare la partita. Giancarlo sulla destra torna indietro verso Martino, va a cercare proprio Mirante che si avvicina sempre di più alla panchina. Infatti è pronto il cambio, esce il numero 14 Mirante, la botta subita non gli permette di continuare per il momento ed rientra il numero 6 T6. Perucca chiuso e poi a ripartire ancora una volta il Gem Calciaotto indietro su Restivo. Ancora il gioco sulla destra, l'1-2 Codignoli ci mette il piede e commette fallo sul numero 11 Moreschini, calcio di punizione. Calcio di punizione, sarà ancora Tonetto ad andare a cercare la conclusione verso la porta difesa da Boni, questa volta la posizione più lontana, da circa 25 metri, 25-30 metri dalla porta. 3 uomini però comunque in barriera per Boni, che ha già subito un gol su punizione proprio da Tonetto. Tonetto ci mette il piede Martino e palla che poi termina in rimessa laterale per il testaccio. Sulla battuta il numero 4 Perucca va in avanti a cercare Giuliani, il colpo di testa e Tonetto poi riesce a recuperarla e a servire indietro Murino. Murino, palla lunghissima a cercare Moreschini, che però ha spinto e ha commesso fallo. Sul numero 99 Giancarlo che va su Martino. Poi l'errore di Perucca che consegna la palla in rimessa laterale per il Gem Calciaotto, che prova sulla destra con Petracca. In avanti il fallo di Giuliani, il calcio a Moreschini. Sarà Petracca a battere con il destro, recupera la sfera T6, ma poi è ancora Restivo che non riesce a controllarla. Giuliani parte in contropiede, possibilità di 3 contro 2, fa ottima guardia a Mariani, mette in rimessa laterale Giuliani, Restivo di testa, poi indietro Petracca su Murino. Tonetto, ancora Restivo, in avanti a cercare il numero 7 De Paola,
palla che però termina fuori, non riesce il controllo a De Paola, sarà rimessa dal fondo, battuta da Boni su il numero 4 Perucca, che va in avanti su Giuliani, poi ancora Tisei, momento di Tisei, prova a cercare uno spazio e torna indietro su Martino, ora sulla sinistra, palla che torna indietro su Boni, il retro passaggio di Baischl, palla lunga, il colpo di testa è ancora il numero 16, però non riesce nel controllo e Moreschini può far ripartire i suoi, ma poi recupera la palla ancora una volta Codignoli, Restivo, Moreschini sulla destra, riesce a riservire ancora Restivo che prova a guadagnare metri appoggiando su Tonetto, sulla sinistra Tonetto con il destro verso Restivo, Restivo alza la testa, vede il taglio di De Paola, c'è il colpo di testa di Giancarlo che mette in calcio d'angolo, sarà De Paola ad andare con il destro, palla che taglia tutta l'area, provvidenziale il salvataggio di Perucca. Ora calcio d'angolo, questa volta all'altro lato, sarà battuto da Tonetto in mezzo, colpo di testa, il Restivo la fa sua per un momento, poi Giuliani gliela soffia, gliela porta via, può partire in contropiede il testaccio, chiuso, e ora sulla destra parte ancora Restivo, Codignoli gli si mette davanti e recupera la palla per il testaccio che va su Giuliani, colpo di tacco a cercare il numero 16, però non riesce a controllarla, recuperata da Petracca. Pompei, Codignoli, la pressione e Tisei recupera poi la sfera, Giancarlo non riesce a controllarla, arriva il fischio dell'arbitro, calcio di punizione per il testaccio da centrocampo. Nel frattempo esce Codignoli ed entra al suo posto il numero 27 Mancinelli. Ancora il contrasto, recuperata la palla dal Gem calcio a 8, rimessa al laterale di cui si incarica Petracca. Pompei, scambio che non riesce con Moreschini e può ripartire ancora una volta il testaccio, chiuso. Moreschini, Restivo, ancora su Moreschini, tentativo di passaggio verso De Paola che non riesce, poi Mancinelli la recupera e va a servire Tisei che può distendersi in contropiede con il destro e serve Giuliani. Mancinelli, la finta di Mancinelli, torna indietro su Giuliani, fa buona guardia De Paola e fa ripartire il Gem calcio a 8, Restivo sulla testa verso Moreschini, c'è Perucca davanti, Restivo ancora su Tonetto, ora Tonetto prova a cercare spazio, serve De Paola, il cross su Moreschini che però era arretrato, la mette fuori il difensore, comunque la consegna alla difesa del Gem calcio a 8 che ora sta provando ad alzare il baricentro, a cercare il gol del 5-2. Restivo, il destro di Restivo, palla che termina alta. Ora lungo Boni verso Giuliani che riesce a prenderla di testa ma non riesce a servire il suo compagno, rimessa al laterale per il Gem calcio a 8. Palla lunga, c'è la chiusura da parte di Martino che serve Tisei che si gira, Tisei con l'esterno destra a cercare Mancinelli, Tonetto con il tacco che la mette nei piedi di De Paola. Ancora De Paola sulla sinistra, De Paola prova ad accentrarsi, serve Pompei, ancora De Paola, il destro di De Paola, palla che si spenge sul fondo. Boni, Martino, lungo verso Giuliani, palla che non è possibile da raggiungere, Tonetto riesce a farla sua, Restivo appoggia sul suo compagno sulla destra, Restivo indietro verso Petracca,
chiuso, parte ora Giuliani, Giuliani carica il destro, palla che si spenge sul fondo. Quando è leggermente più a destra perché comunque dipende tutta la porta, non può essere tagliata. Restivo, parte in contropiede e serve il suo compagno Giulitti, che è entrato al posto di Moreschini. Giulitti però non riesce a controllare, Tisei può partire in contropiede, servire sulla sinistra il suo compagno che scivola e Petracca la fa sua. Restivo ha un uomo dietro, Restivo, e quindi è costretto a indietreggiare. Il rimpallo ancora Restivo però che può controllarla appoggiandola indietro. Tonetto, Restivo, che è comunque un po' ovunque in campo, un po' a destra, un po' al centro, un po' a sinistra, un po' in difesa. Sta occupando tutte le porzioni di campo disponibili, tranne quella del portiere al momento. La palla che poi è finita in rimessa dal fondo, nelle mani di Boni. Palla indietro, Tisei può girarsi e servire Martino quando siamo giunti all'incirca al 12° del primo tempo, quindi a metà del secondo tempo, con il risultato che è ancora fermo sul 5-1, con i 6 gol segnati tutti quanti nel primo tempo, che al momento stanno fermando la marcia che durava dalle prime 2 partite della Gem Calcio 8. Palla ora indietro su Martino, alta la pressione di Pompei, Giuliani non riesce a controllarla, è recuperata la palla da Murino, va su Tonetto, Restivo, il solito Restivo che va a giocare su De Paola, passaggio leggermente fuori misura che si spenge in rimessa laterale. Sta nelle mani di Giancarlo, su Tisei, in avanti verso Giuliani, ancora Tisei, Mancinelli va a cercare Giuliani che per poco però non riesce a servire Tisei e può ripartire il contropiede del Gem Calcio 8 nei piedi di Restivo che prova a servire il suo compagno Giulitti, ci ha messo i piedi il numero 16 del Testaccio, nel frattempo è stato chiamato un time out. Sarà rimessa laterale di cui si incarica la battaglia. Ah no, calcio d'angolo per Giulitti. Con il mancino Giulitti verso Tonetto che si gira di sinistro. Tonetto fa 5-2. Bellissimo gol quello di Tonetto. In mezza rovesciata. Fa 5-2. Sarà sicuramente Giuliani che cercherà subito il tiro in porta. Ci mette le mani Murino. Mancano meno di 10 minuti alla fine del match. Sono ancora poche le speranze per il Gem Calcio 8, ma nel calcio non si sa mai. T6, la conclusione. Murino ci mette le mani. Restivo su Tonetto. Ora Tonetto, l'autore dei 2 gol del Gem Calcio 8. Ora Tisei, una Veronica di Tisei per provare a liberarsi. Riesce a servire anche il suo compagno sulla sinistra, l'1-2. Tisei va in avanti su Giuliani. C'è al centro Mancinelli. Giuliani però non riesce a controllarla e consegna la palla al portiere Murino in rimessa dal fondo. Battuta su Restivo. Tonetto verso De Paola. De Paola che va a servire Pompei, l'1-2 con De Paola con il destro, De Paola, palla che termina alta di poco. Boni su Giancarlo che va in avanti, troppo lunga però per Giuliani. Murino la fa su e va a servire Petracca a cercare Giulitti. Rimessa laterale, si incaricherà lo stesso Petracca verso il numero 7 De Paola, chiuso da Martino che fa partire in contropiede Giuliani. Giuliani con il sinistro, palla che termina altissima, rimessa dal fondo, battuta veloce da Murino su Tonetto. Restivo, Pompei, Restivo,
in avanti su Pompei, chiuso da Martino che riesce a recuperare, e poi Tonetto in copertura, ancora Murino sulla destra, non riesce però a controllarla Petracca. T6 in avanti verso Mancinelli, Tonetto però riesce a recuperare il pallone, possibilità di contropiede per il Giancalciotto, Tonetto fa tutto da solo e conclude fuori. Boni, Giancarlo indietro su T6, Mancinelli in avanti su Baischl verso il recupera la palla, però comunque il Giancalciotto, anche la conclusione tentata da parte di Petracca che è stata ribattuta. Ora il tiro facile di preda di Boni, il tiro scagliato dai piedi di Giulitti verso Martino. Ora Boni, la pressione, recupera la palla il Giancalciotto, rischio per Martino che però se la cava e riesce comunque a servire lungo la sinistra il suo compagno, il numero 4 Perucca, che però riesce a guadagnare comunque una rimessa con le mani. Messa con le mani in avanti. Ora dal fondo Murino però ha battuto fuori dall'area di rigore, quindi si dovrà ripetere l'esecuzione. Restivo, Petracca in avanti, Pompei che la tocca verso il numero 8 Giulitti, che però si allunga troppo il pallone ma è stato fermato da un fallo, calcio di punizione. Calcio di punizione di cui se ne affiderà il tiro Tonetto. Va Tonetto con il mancino verso la porta, palla che però questa volta si spenge sul fondo. Boni che con il pallone non riesce a controllarlo e Giulitti glielo va a dare per far accelerare la rimessa in gioco. Boni lungo verso Giuliani che di petto poi prova una rovesciata, Giuliani che non riesce nel gesto ma non nell'intento, quello di beffare il portiere Murino. Ora De Paola che va a servire Pompei che prova di tacco a ridarla, poi sarà rimessa laterale per il Testaccio. Perucca su Martino, Martino lunghissima sfera in cui Murino rischia un po' su Mancinelli, alla fine riesce con un po' di fortuna ad ottenere la rimessa dal fondo. Tonetto in avanti, Martino però fa buona guardia e fa ripartire i suoi con Giuliani che riesce a farsi spazio, poi il tocco in dietro da parte di Mariani, ma riesce comunque a ripartire Tonetto sulla sinistra verso De Paola. Ancora Tonetto porta la sfera a Restivo che tenta la conclusione, ribattuto da Martino. Ancora Martino di forza a spezzare la trama di gioco del Giancalciotto che ottiene solo una rimessa laterale, palla persa. Martino può distendersi in contropiede, va a servire, cade anche a terra, va a servire il suo compagno che tenta la conclusione, che si spenge sul fondo. L'uomo ancora a terra, Tonetto verso Giulitti, chiuso.
battuta sulla sinistra in direzione del numero 4 Perucca. Recupera la sfera Restivo che va a servire De Paola. Chiuso il suo passaggio, termina fuori in rimessa dal fondo per Boni. Boni va lunghissimo alla ricerca di Giuliani che di testa appoggia a T6, c'è un uomo libero, c'è Mancinelli libero nell'area di rigore, palla ancora lì verso Giuliani, non riesce però a girarsi e può ripartire il contropiede che non riesce. Del Gem calcio a 8, quando ormai mancano veramente ormai pochi minuti al termine del match, sono praticamente nulle le speranze di recuperare questa partita. Ora Giuliani di forza, Giuliani, il pallonetto di Giuliani, palla che termina alta. Lungo De Paola, indietro di piedi su Murino. Tonetto sulla sinistra, va a distendersi Tonetto, salta un uomo, Tonetto gioca su Pompei che si gira, tira, facile la parata per Boni. Va a rigiocare su Giancarlo. T6 in avanti verso Giuliani. Giuliani su T6 che tenta il passaggio verso Mancinelli che si era appostato con un giocatore di calcetto sul secondo palo. Giancarlo indietro dove c'è il suo compagno Perucca che va troppo forte e regala una rimessa con le mani a Petracca. Tonetto, Petracca, in avanti Pompei, lunga la sfera Restivo, Petracca tenta la conclusione quando mancano 2 minuti al termine del match, finirà molto probabilmente con i 3 punti del Testaccio che andrà così ad agganciare a quota 6 il Gem calcio a 8. Ora di testa Giulitti per un pelo non riesce a recuperarla, ora Tonetto si porta a sfera col sisto, Tonetto, Boni ci mette le mani, ora T6 può partire Mancinelli, tentativo, il recupero ancora della sfera da parte di Bicycle. Restivo, uno dei migliori per il Gem calcio a 8, in avanti Pompei, chiuso, ancora Pompei in mezzo su De Paola, De Paola fa il gol del 5-3 quando ormai però è probabilmente troppo tardi. Perché ormai è solo 1 minuto, manca al termine del match. Giuliani prova il tiro in porta, palla che termina fuori. Ora recupera la sfera il Gem calcio a 8 con Restivo. Può partire il contropiede ancora una volta del Testaccio che nel primo tempo ha fatto molto male in contropiede al Gem. La conclusione però è stata ribattuta questa volta da Murino. Ora in avanti verso De Paola. De Paola alla Maradona di mano, ma viene vista dall'arbitro. Tentativo furbo da parte di De Paola. T6 su Martino.
Boni rischia un po', Boni sulla pressione, De Paula non riesce però a controllarla e arriva il triplice fischio dell'arbitro. Testaccio batte Gem Calcio a 8 con il risultato di 5-3 e riesce ad agganciarla a quota 6 in classifica. Prenderà con il calcio di punizione per il Testaccio dopo il time out chiamato dagli stessi testaccini. Palla su T6. Perucca prova a saltare Moreschini che ci mette il fisico fin troppo, fallo, calcio di punizione per il 4 Perucca verso Martino su Giancarlo, in avanti a cercare il numero 9 Roversi che si gira, va a giocare sul 14 Mirante, però è recuperata la palla del Gem Calcio a 8, in avanti su Pompei, chiuso, e ancora però il recupero della sfera da parte del Testaccio, Roversi, T6, la sovrapposizione sulla sinistra di Perucca che però non viene servito e ritorna indietro la palla su Martino che rischia un po' sulla pressione, poi alla fine ci mette il piede restivo ma la palla arriva a Boni comunque. Boni può rigiocare tranquillamente sul numero 13 Martino che va su Petrucca. Codignoli in avanti, c'è la chiusura su T6, poi Pompei che prova il tiro, ci mette le mani Boni, facile, centrale. In avanti la chiusura, Moreschini prova a servire il suo compagno Pompei, non ci riesce e poi non riesce comunque il controllo del Testaccio, sarà comunque rimessa laterale per il Gem Calcio a 8 che va in avanti su Moreschini, che poi Martino che non riesce a controllare la sfera e commette fallo franando addosso al numero 8 Giulitti, calcio di punizione, la posizione quantomeno interessante, più alto, troppo basso, cioè qua calcola l'altezza giusta tipo così e soprattutto puoi rimanere tranquillamente fermo perché prendi sia la rimessa, la porta, guarda così prendi tutto, prendi pure in caso di ribattuta. Sarà Tonetto ad andare sul punto di battuta, 3 uomini in barriera per Boni. Va Tonetto con il mancino, Tonetto, punizione calciata magistralmente quando fischia anche la fine del primo tempo sul punteggio di 5-1 per il Testaccio.